Bentornati a tutti, siamo stasera qui a parlare della stazione di Rocca Palumbalia. Rocca Palumbalia che si trova sulla dorsale tra Palermo e Catania e tra Palermo e Agrigento. Stazione importantissima, tutt'oggi lo era soprattutto ancora più importante nel passato. Oggi avrò il piacere di raccontarvi la stazione di Rocca Palumbalia con non solo un amico ma anche una persona, credo che sia la persona, anzi non credo, è la persona più esperta proprio di questa stazione e di tutto quello che gravita intorno a questa importantissima area ferroviaria, che è l'amico Giorgio Mistretta, al quale do il benvenuto. Ciao Giovanni, come Ciao stai? carissimo Giorgio, bene, bene. Tanto grazie per aver aderito a questa iniziativa di Ferrovie Siciliane. Grazie a te per avermi invitato. Allora, io direi intanto tu dicevi di salutare gli amici sia di Rocca Palumba che di Alia, giusto? No, di Alimena. Di Alimena. Allora salutiamo Rocca Palumba, Alia e soprattutto questi tre paesi che hanno a che fare con la pandemia. Quindi tanti auguri di pronta guarigione a chi si trova in quarantena, con i sintomi. Esattamente. Allora estendiamo un po' a tutti gli amici che ci seguono e anche a chi ovviamente avrà modo di seguirci nei prossimi giorni, soprattutto a chi purtroppo ha avuto e ha in questo momento questa brutta esperienza di continuare a rimettersi presto e tornare a fare un po' quello che era la loro vita normale. Io Giorgio ti invito un attimino a sistemare lo schermo del computer in modo tale da avere un'inquadratura più o meno simile. Ok. Esatto. Ok, perfetto. Allora diciamo Rocca Palumba, Alia. Intanto Giorgio, io come vedi qui nel sottopancia, nei titoli praticamente, come dire, già descrive chi sei tu, e quindi come dire, tu rappresenti Aliferrate, l'associazione Aliferrate, che a sua volta, come dire così, non è semplicemente come dire così un contenitore culturale, ma quindi virtuale, quindi solamente sul web, ma è qualcosa anche di più concreto nel territorio, diciamo, proprio di Rocca Palumba. Lascio a te la parola per descrivere un po' chi sei e cosa fai. Allora, io sono semplicemente un ingegnere che ha la passione per le ferrovie. È una passione nata da piccolino. Ho visto, diciamo, il tramonto dell'epopea della trazione a vapore a Rocca Palumba. Poi nel tempo quella passione è diventata un interesse culturale, un interesse proprio, come dire, riuscire a trovare la storia di una stazione ferroviaria con riferimento a quello che era la storia delle ferrovie siciliane. E stranissimamente, studiando la stazione di Rocca Palumba, ho cominciato a capire cosa c'era dietro nella storia delle ferrovie siciliane, e fondamentalmente anche quel connubio, quell'aggregazione, quell'integrazione tra aspetti economici, politici, tecnologici, tecnici. Quindi un disegno che ho cercato di portare avanti da quasi un quarto di secolo, riuscendo a tirar fuori delle notizie di chicca sulla stazione ferroviaria, ma anche sulla stazione limitrofe, specialmente l'Ercara. Quindi studiandosi, come dire, è venuto fuori qualcosa che non mi sarei mai aspettato quando ho iniziato. Quello di capire un po' come certe vicende apparentemente semplici, forse banali, poi alla fine si sono rilevate determinanti per tracciare un excursus storico-culturale. Ovviamente Rocca Palumba, il museo ferroviario, è un segno tangibile di quello che è stato il percorso di recupero della memoria storica della stazione. Ci sono oggetti, ci sono carte e soprattutto c'è un tanto interesse, tanto impegno, sia di tempo, di energie, anche di soldi, economicamente parlando, per salvare un bene comune, che è una stazione ferroviaria, cioè quello che
in uno di tanti articoli che ho scritto, è un mondo vicino ma totalmente sconosciuto. Stiamo vedendo un po' le immagini del museo, Giorgio, dell'attuale museo. Quindi questa attuale location museale è datata 2017, mentre prima il museo si trovava nel fabbricato viaggiatori della stazione di Roccapelumba. Il motivo del trasferimento è perché a un certo punto ci eravamo stancati di avere due semplici stanze. Adesso abbiamo a che fare con una intera palestra, sebbene la palestra risulti essere anche, come dire, limitante per tutte quelle che possono essere le attività di una ricerca storica e una ricerca culturale, perché Roccapelumba descriverla diventa a volte piuttosto difficile, perché si può dire che è una storia che continua a meravigliare, che continua a come dire, a darci emozioni, diciamo, scoperte che potrebbero sembrare scollegate l'una dall'altra. Di recente sono riuscito a recuperare materiale che riguarda i lavori che si fecero sulla tratta da Montemaggiore, per esempio a Roccapelumba. Quindi c'è sempre qualche cosa, così come scoprire dei manufatti che non esistono più, ma che in realtà sono stati costruiti, realizzati per poi essere spazzate via da una frana. Ecco. E allora, che cosa dobbiamo dire di Roccapelumba? Roccapelumba è fondamentalmente, se oggi lo dovessimo definire, è una stazione di transito della Palermo-Catania, è la fermata obbligatoria dei treni che vanno ad Agrigento, è l'inizio del servizio locale per Caltanissetta, è la sede dei lavori, così come degli impianti elettrici. Dal punto di vista invece... Scusami, ti disturbo, tu già stai facendo un excursus molto più profondo della questione Roccapelumba. Io vorrei un attimino, come così, fermarti, perché so che ti devo contenere, che tu sei praticamente come un fiume in piena e non basterebbero 3-4 incontri per parlare di Roccapelumba e di tutto quello che tu conosci della realtà, non solo di Roccapelumba ma anche di tutto l'Interland. Io vorrei anche far presente, intanto saluto Vincenzo Ballo, che ci sta ovviamente seguendo tra i tanti amici che ci seguono. Ovviamente saluto anche Alberto, che ci segue direttamente da Capodorlando. E diciamo, vorrei far presente che intanto la stazione di Roccapelumba si trova in un asse principale, che è quello che collega l'entroterra, diciamo la parte costiera tirrenica della Sicilia con l'entroterra, quindi Agrigento, Catania e Caltanissetta. E chiaramente come dire, ha rappresentato da oltre un secolo la stazione di Roccapelumba, come dire così, il punto cruciale per quanto riguarda la mobilità di questi territori, che ancora oggi, a distanza ovviamente di oltre un secolo dalla nascita della stazione, e tu adesso darai anche una chicca sulla stazione, perché c'è anche una sorpresa sull'attuale stazione e qualche altra cosa che io adesso lascio a te la parola, e come dire, ha permesso, ancora oggi permette, come dire, una più fruibile, insomma più facile mobilità da questi territori verso Caltanissetta, verso Agrigento e soprattutto verso Palermo, perché molte delle persone di questa zona chiaramente gravitano su Palermo, su Termini Imerese, per motivi di studio, ma soprattutto per motivi di lavoro. Quindi, come dire, ha permesso la stazione di Roccapelumba la crescita non solo di queste due realtà, quindi Roccapelumba e Ale, che sono due comuni importanti, ma anche la crescita, quella economica. Quindi lascio a te la parola. Intanto, Giorgio, se puoi descrivere quello, un po' fare cenno a quello che era praticamente Roccapelumba agli origini. E allora, la storia di Roccapelumba è complessa, come dicevo prima, talmente complessa che di stazioni ne abbiamo avute due. La prima era una stazione di transito della linea Palermo-Catania in costruzione, e questo è strettamente legata, questa stazione è strettamente legata a quelli che sono i progetti del governo dittatoriale di Garibaldi della costruzione delle ferrovie a supporto dell'economia degli zolfi. Noi vicino a Roccapelumba abbiamo l'Ercara col suo importante bacino zolfifero, che era tra le altre cose l'unico della provincia di Palermo. L'Ercara che aveva anche una diramazione ferroviaria, ma di questo parleremo inoltre.
altrimenti finiamo. E allora, se dobbiamo inquadrarla storicamente, il primo tratto ferroviario che abbiamo in Sicilia è del 1863, è il tratto Palermo-Bagheria, ma in realtà in Italia, soprattutto nel Regno delle Due Sicilie, già nel 1839 si inaugurava il primo tratto ferroviario. Quindi la Sicilia deve aspettare quasi 25 anni per avere il primo tronco dei lavori e deve subire tutte le vicissitudini delle concessioni, delle società concessionarie che si sono susseguite, in particolar modo dalla concessione iniziale ad Amilemmi, a cui fece seguito poi la concessione alla vettura Emanuele. Il progetto che riguarda la linea Palermo-Catania, quindi quello che riguarda sia Roccapalumba che Lercara, è il primo progetto del 1863 ed è opera di un ingegnere che si chiama Marsano. Questo progetto, sentite adesso la novità, riguardava fondamentalmente la risalita della Valle del Torto e la costituzione della realizzazione della stazione di Montemaggiore, Roccapalumba e Lercara. Ma Lercara, in questo progetto, ricadeva nella valle del Vallone Morello, nella cosiddetta piano dei mercanti. Quindi risultava essere leggermente distante dal centro abitato, ma soprattutto occorreva realizzare una galleria di 3 km. Cioè praticamente nel 1863 si realizzava quello che è stato realizzato nel 2017 con la cosiddetta variante di Lercara. Quando nel 1865 il progetto passò alla società Vittorio Emanuele, ci si rese conto che realizzare una galleria di 3 km risultava alquanto difficile, soprattutto in una zona geologicamente particolare. E quindi hanno deciso di alzare il tracciato ferroviario e portarlo a 520 metri, dei 350 di Roccapalumba, per realizzare la stazione. Roccapalumba diventa, nella realizzazione della cosiddetta tratta Termini Imerese Lercara, il secondo cantiere dei lavori. In pratica si allestisce al Roccapalumba il cantiere che riguarda la costruzione della tratta Montemaggiore Roccapalumba Lercara, inclusa la galleria di valico di Lercara. Quindi dove si colloca la stazione? La stazione si colloca nel fondovalle del territorio di Roccapalumba, in una zona che prende il nome di Contrada Rocca, ma Contrada Rocca è il nuovo nome che viene dato dalla cartografia del Regno d'Italia, mentre originariamente aveva altri nomi molto più suggestivi, secondo me. Quindi si allestisce il cantiere. E dove si allestisce? Praticamente in una zona in cui c'è una confluenza di fiumi, il fiume Torto con il suo affluente San Filippo, ma che in realtà si chiamava Torrente degli Fiaccati o semplicemente Fiaccati, e vicino 3 costruzioni che sono un emblema della storia di Roccapalumba e sono la cosiddetta taverna ospitatoria Casa della Tavernola o Tavernola, il Fundaco delle Fiaccate è una casa appartenente agli Avellone, esattamente ad Emanuele Avellone. Senza andare avanti per questioni tecniche, si realizza un'opera idraulica, ingegneristica enorme, perché addirittura si deviano i corsi sia del torrente San Filippo che del fiume. Questo per poter creare il piano di sviluppo della stazione, che come dicevo si trova a 350 metri.
Ma quello che interessa forse più le persone è che improvvisamente questa piccola stazione acquisisce un ruolo importantissimo nell'entroterra siciliano, tanto da diventare la prima stazione cerealicola dell'isola. Cioè praticamente da Roccapalumba si spedisce più di quanto si possono spedire in tutte le altre grandi città. Ma dove si spediva, Giorgio? Dove spieghiamo anche da dove arrivava la merce? Allora, praticamente inizialmente era il comprensorio delle contrade afferenti a Roccapalumba, Adalia, Caccamo, Vicari, Lercara e Castronovo di Sicilia. Poi piano piano è un comprensorio molto vasto, non è un comprensorio, anche chi conosce oggi i territori sa benissimo che non sono località molto vicine queste di cui stiamo facendo cenno. Solo che certe contrade sono a cavallo dei vari paesi o dei vari territori comunali. Ma la realizzazione, perché vicino alla stazione di Roccapalumba passava la vecchia reggia strada di Catania o di Messina, che poi diventa praticamente la cosiddetta Messina Montagna con il Regno d'Italia. Con la costruzione delle linee delle strade comunali, la legge del 1868, in pratica altri comuni si uniscono confluiscono sulla statale. Quindi il bacino di utenza della stazione di Roccapalumba, prima stazione di Roccapalumba inaugurata il 3 luglio 1870, arriva fino a Caltanissetta. E il trasbordo delle merci da Caltanissetta a Roccapalumba si fa non più con le reti di muli come normalmente si faceva, ma con i carretti siciliani. E nascono i cosiddetti capiocarrettieri, che posseggono da 4 a 6 carretti. Cioè praticamente Roccapalumba diventa un nodo intermodale per le merci, già nel 1870. Esattamente, questo è chiaramente un passaggio importante per far capire che lo sviluppo di queste zone chiaramente ha permesso appunto, ecco, la costruzione delle ferrovie è stato dovuto soprattutto anche allo sviluppo di queste industrie, di queste piantagioni, tutto quello che era ovviamente il contesto sia minerario ma anche agricolo. Chiaramente poi da lì si è arrivato al punto di far crescere anche questi territori, crescere ovviamente a livello di numero di presenze, perché Roccapalumba oggi sembra un paesino, ma realmente non è un paesino, non è Roccapalumba ma neanche Alia. Dico bene, Giorgio? Sembrano dei piccoli centri, ma realmente non è così. Ma oggi la stazione di Roccapalumba, attenzione, Roccapalumba Alia, ma le stazioni nascono come Roccapalumba, solo nel 1906 entra in gioco Alia. Infatti i ferrovie la continuano a chiamare sempre Roccapalumba o semplicemente Rocca, per distinguerla. Una cosa interessantissima è che spesso certe notizie non si trovano nei libri ferroviari o tecnici, ma quelli agricoli, perché Roccapalumba nel 1878 arriva a inoltrare dalla stazione qualche cosa come, se non ricordo male, 17.000 tonnellate di grano. E un signore si prende la briga di capire il perché a Roccapalumba c'è questo movimento, non si riesce a spiegare. E allora va sul luogo e trova una situazione che lui solo definisce impossibile. In pratica, lungo la stradella che connette il piazzale esterno della stazione alla statale, alla carrozzabile, ci sono disseminati qualcosa come 2000 sacchi di frumento, che fatto un conto spicciolo equivale a circa 500 salme di grano che si dovevano spedire da Roccapalumba. Questo grano è messo con catastato e tutto quanto, perché purtroppo succedeva una cosa stranissima, che era dovuto al malfunzionamento della ferrovia, cioè i treni partivano per 4 anni, tra il 1870 e il 1874, partivano da Lercara. Quindi il convoglio era fondamentalmente definito dal numero di carri che si occupavano con lo zolfo
Lercare. Tutte le altre stazioni intermedie si trovavano praticamente subordinate a questo, come dire, elemento essenziale. Per cui molte stazioni, pur avendo raccolto le merci, non potevano inoltrare, se non con grande ritardo, le merci che avevano nei loro piazzali. A questo si aggiunge un fatto molto particolare che tutti dimenticano. Roccapalumba è importante fondamentalmente per qualcosa che nasce con questa ferrovia. Cioè, da Termini Imerese fino a Montemaggiore, la ferrovia ha una acclività, diciamo, di rete normale, il 10 per 1000. Diciamo, spieghiamo cosa significa acclività, Giorgio, scusami, perché non tutti magari possono comprendere questa terminologia. Sono le pendenze della ferrovia. In ferrovia si parla di per 1000 perché il peso dei mezzi ferroviari è talmente grande rispetto a quello di una macchina, mentre nelle strade si parla di acclività percentuali. In ferrovia si deve parlare di acclività per 1000. E allora, da Roccapalumba fino a Lercara, le tratte originarie erano del 25 per 1000. Quindi praticamente se in un piano la forza motrice spinge, diciamo senza contare l'attrito, i carri, quando cominciano a esserci delle attività c'è la componente del peso, dovuto proprio alla pendenza. Quindi si saliva a 25 metri di quota ogni chilometro. Sì. Quindi in pratica se una locomotiva fino a Montemaggiore trainava 24 carri, da Montemaggiore a Serire ne poteva trainare solo 7. E quindi che succedeva? Che a Montemaggiore dovevano essere lasciati tutti gli altri carri. A qualcuno è venuta l'idea, dice, ma rafforziamo la forza motrice in maniera tale da portare il maggior numero di carri verso l'alto. E allora, esigenze di frenatura e soprattutto di sollecitazione al gancio dei carri, ricordiamo che i primi carri avevano sì il telaio in legno, però non avevano i freni, c'era il frenatore che... Cosa fecero? Iniziarono l'avventura della trazione con spinta. Cioè una locomotiva veniva messa in testa e una in coda, e questo permetteva di portare da 7 a circa 12 carri ferroviari. A questo si aggiunge un'altra soluzione, quella di mettere 3 locomotive, 2 in testa e una in coda, e con la quale si riesce più o meno a portarne 18. Questo ovviamente si ripercuote sui costi di gestione della linea. È una stazione che ormai è dimenticata, ma che aveva un ruolo fondamentale, non era Roccapalumba, ma era Montemaggiore, perché a Montemaggiore esisteva una rimessa delle locomotive con relativa piattaforma girevole, colonna idraulica, deposito di carbone. Quindi ecco, la Valle del Torto ha anche questi segreti, così come ha un segreto dovuto al fatto che è una zona geologicamente instabile. Si costruì la ferrovia, ma i francesi non avevano minimamente idea di che cosa andavano incontro. Per cui si costruiva la ferrovia, ma poi alle prime piogge succedeva l'irreparabile. Frane, smottamenti, i rilevati crollavano, le trincee crollavano, perché purtroppo accordi in essere con la società costruttrice, cioè la Vittorio Emanuele, con la sua impresa, facevano sì che era più economico creare grandi movimenti di terra, cioè i rilevati, accatastare la terra a posto di costruire dei ponti, o non costruire le gallerie, ma costruire le trincee, con risultati che ci vollero 20 anni per mettere in stabilità quella tratta ferroviaria. Allora, questa è la prima stazione
di Roccapalumba. Come nasce la seconda stazione di Roccapalumba? Nasce da una politica del tutto errata di costruire le ferrovie in Sicilia. Fondamentalmente si completa nel 1876 la tratta che va da Palermo a Porto Empedocle, mentre già nel 1866 si è costruita la tratta che va da Messina a Catania e a Siracusa, dopodiché si va verso l'interno dell'isola, cioè verso Caltanissetta per scendere verso Licata. Cioè ci sono praticamente due corpi separati all'interno dell'isola. Per congiungerla si pensa a una strada che è cosiddetta del Salito, del fiume Salito, ed è sempre opera dell'ingegnere Marsano. E a questa si sostituisce un altro progetto che è quello di Montedoro. Stiamo vedendo il Carabassa qui, Giorgio, scusa che ti disturbo. Sì. Stiamo vedendo il Carabassa in questo video. Prego, così faccio vedere anche la zona in cui stiamo parlando per far vedere la difficoltà, ecco, come dire così, dei luoghi a livello, diciamo, di infrastruttura. Però nascono il campanilismo tra le varie città, soprattutto tra Palermo, Catania e Agrigento, perché si tenta di costruire come strada principale la via delle Caldare, da Aragona Caldara verso la linea che congiunge Caltanissetta a Licata. E la linea, e l'altro punto di allacciamento è Canicattì. Nasce una grande situazione di conflittualità, perché si decide di realizzare la linea del Monte d'Oro, ma è una linea impraticabile. Nel 1876 si decide di abbandonarla, si inizia e si abbandona. Rimangono in disputa due altre soluzioni, quella cosiddetta delle Imere. Imere dovrebbe far ricordare una autostrada. Bene, quell'autostrada fondamentalmente è un progetto abbandonato delle ferrovie, mentre si decide alla fine per costruirne non una ma due, ed è quella la linea di Vallelunga e la linea delle Caldare. Quindi Roccapalumba alla fine del 1878 diventa di nuovo oggetto di lavori. Si distrugge completamente la prima stazione per costruire la seconda stazione, quella di diramazione. È una stazione molto più ampia, diventa sede del deposito della rimessa delle locomotive della spinta, toglie anche questo. Quindi stiamo parlando dell'attuale stazione, Giorgio, giusto? Sì, questo è il nucleo dell'attuale stazione. E quindi si dimensiona tutto quanto. Vengono abbattuti tutti gli edifici che esistevano nella prima stazione, inclusi la tavernola, il fundaco e la casa degli Avellone. Addirittura la casa di Avellone viene trasformata in alloggio, mentre il fundaco è fondamentalmente collocabile dove c'è attualmente il magazzino merce o l'ex magazzino merce, mentre la tavernola era leggermente più spostata vicino al sottovia attualmente che esiste. Da quel momento la stazione di Roccapalumba non è più il primo centro di spedizione, ma la sua funzione diventa fondamentalmente strumentale. Diventa il luogo di spinta delle locomotive che vanno o verso Agrigento o verso locomotive a vapore, precisiamo, perché ancora non ci siamo siamo locomotive a vapore. Nella stazione originaria c'è una curiosità. Viene anche creata la stazione degli scaldapiedi, che è il primo sistema rudimentale per riscaldare le carrozze. Si tratta di recipienti che venivano riempiti di acqua calda e venivano inseriti nei posti, negli scompartimenti.
Da quel momento la stazione di Roccapalumba è un susseguirsi di ampliamenti, di esigenze, di soddisfare le esigenze del personale. Quindi si costruisce il fabbricato alloggi per 10 famiglie, si costruiscono in successione ampliamenti, area carbonile, si costruisce il primo villaggio dei ferrovieri, cosiddette palazzine basse, siamo nel 1912, si costruisce il primo dormitorio della trazione, poi si costruirà anche il secondo dormitorio della trazione, verrà ampliata la stazione perché ci saranno i militari ad ampliarla nel 1942 e Roccapalumba diventa un sinonimo. È il sinonimo di fermata obbligatoria, locomotive di spinta, centro per il carbone e per il servizio di carbone e idrico, diventa poi dormitorio della trazione e del personale, diventa sede del tronco lavori, sede del magazzino approvvigionamento scorte, dopolavoro ferroviario, più ne ha e più ne mette, ma diventa anche lo sparoacchio dei ferrovieri di tutta Italia, perché a Roccapalumba si ci va per due motivi. Uno, perché vuoi fare carriera nelle ferrovie e quindi tutti quelli che vogliono fare carriera nel servizio trazione, nel servizio lavori o movimento, devono fare una gavetta alla stazione di Roccapalumba. E poi l'altra categoria è quella dei trasferimenti per punizione. A Roccapalumba viene a ritrovarsi gente da tutta parte dell'Italia, perché è una stazione H24, cioè funziona l'intera giornata su 3 turni di 8 ore ed è in una zona prettamente malarica. Quindi chi viene ferroviere punito va a lavorare in una zona disagiata che si trova nell'entroterra siciliano. Diciamo che in quel periodo storico che tu stai raccontando, già essere al di sotto di Salerno era considerato, come dire così, una sorta di punizione. Figuriamoci a Roccapalumba che si trova già in Sicilia, in un'altra zona della Sicilia assolutamente disagiata, quindi più che una punizione, caro Giorgio. Però l'armonia che si viene a creare in questi villaggi è grandiosa. Ci sono persone che sono nate nel villaggio delle Palazzine Basse. Ovviamente il villaggio delle Palazzine Basse precede quella costruzione degli inizi degli anni 50 che si chiama Centro Residenziale dei Ferrovieri, che è quello che attualmente esiste o è in malora. Comunque, quello che c'è attualmente. Quindi ci sono delle persone con cui sono in contatto che vorrebbero riscoprire questa storia delle Palazzine Basse. Mi hanno chiesto di interessarmene e ho cominciato anche questa nuova avventura cercando di trovare i primi dati ufficiali e sono riuscito a trovare in una delle tante ricerche la data di inizio e chi costruì queste palazzine. Purtroppo dei disegni non se ne trovano attualmente in circolazione, ma speriamo di poterlo trovare. Nel frattempo stiamo vedendo delle immagini d'epoca, Giorgio, immagini che tu appartengono alla tua collezione. Una cosa che si nota fondamentalmente è questo: il piazzale è pieno di carri ferroviari. Oggi è sempre pieno di carri ferroviari, sì. Oggi in Sicilia trovare una stazione in cui c'è un carro ferroviario è quasi un miracolo. E questo fa capire molto su quello che è il concetto di ferrovia. Nell'epoca di cui ho parlato, fondamentalmente il trasporto merci era quello principale. Ecco, questo è uno scorcio delle cosiddette palazzine basse, è una scolaresca intorno agli anni 50, 57 se non ricordo male. Quindi, come vedete, queste palazzine, grosso modo, caro Giovanni, ricordano le palazzine che furono costruite durante il terremoto di Messina del 1908, solo che queste erano costruite in legno e mattoni, mentre quelle erano costruite in cemento e legno.
Sì, cemento e legno, diciamo, diversamente da quelle di Messina, queste hanno il tetto, come dire così, quasi piatto, mentre quelle di Messina hanno il tetto spiovente. No, E più o quindi- meno sono la sì, sì, la stessa. merlettatura è molto simile a questa qui, assolutamente sì, Giorgio, assolutamente. Allora, questo villaggio contava 13 casette per 33 alloggi. La 33esima era la scuola, ma che fungeva anche da chiesa. Questo per far capire cosa era un villaggio. Certo, E quanta vita ci fosse in questi villaggi anche, Giorgio. sì, 33. Allora, se consideriamo i 10, le 10 alloggi nel grande fabbricato, quindi siamo a 33, quindi 23, 33, più le 6 baracche che c'erano della seconda guerra mondiale, più il dormitorio e i custodi, cioè praticamente Roccapalumba aveva un intero villaggio di ferrovieri e gran parte della popolazione di Roccapalumba aveva un ferroviere in famiglia. Peraltro molti lavoravano come avventizi, tra cui anche mio padre, che fece 18 mesi di ferrovia per poi entrare alle poste. E molte persone e molte imprese si dedicavano al carico-scarico del carbone, perché Roccapalumba aveva un deposito di circa 1100 tonnellate di carbone che serviva a rifornire la Sicilia centrale. E alla fine addirittura i carri Vir. I carri Vir avevano il deposito di carbone a Roccapalumba. Parliamo di cose molto belle. Giorgio, questa fotografia praticamente più o meno in che anno siamo? Io so, però Allora, vorrei che tu la descrivessi ai nostri allora che ci stanno questa, seguendo. questa è la fotografia antecedente all'ampliamento della stazione e soprattutto all'ampliamento del fabbricato viaggiatori. È il progetto del 1917, quando si inizia. Guardate questa casa che si trova all'estrema sinistra, è una di quelle case che è stata, era la casa degli Avellone, che fu trasformata in alloggio. L'ampliamento portò alla distruzione di questo fabbricato e allo spostamento del muro di cinta all'estremità del fabbricato. L'ampliamento del fabbricato viaggiatori comportò la costruzione ai due lati corti di due corpi separati. Chi è curioso di vederlo troverà una riseka nel prospetto lato piazzale anche lato esterno dei due corpi, cioè le due parti finali sono i corpi aggiuntivi. In questo caso l'edificio è un tipico edificio CN2 della rete sicula e Roccapalumba ha anche un altro primato. Praticamente si inaugurano con Roccapalumba i fabbricati della rete sicula, mentre tutti i precedenti fabbricati in qualche maniera erano legati a progetti di altre compagnie, per esempio quello iniziale alla SFAI, le strade ferrate dell'Alta Italia. Le successive erano modulazioni delle meridionali. Con Roccapalumba inizia un processo di costruzione e di identità, soprattutto, delle ferrovie sicule. Intese per ferrovie sicule la società che dal 1885 fino al 2005 gestiva le sole ferrovie in Sicilia. E siamo arrivati già al 1905 ed è passato già più di mezz'ora di racconto. Adesso ti devo un attimino far andare un po' più veloce, caro Giorgio. Sì. Non vorrei annoiare, insomma, chi ci sta seguendo. Spero ogni Sì, no, assolutamente il tuo discorso è assolutamente molto interessante. Io l'ho sentito già in più occasioni, quindi ogni volta apprendo sempre qualche notizia in più. Ci prefissiamo sempre, come dire così, di stare collegati circa 30-45 minuti, però, come dire, l'argomento è sempre molto vasto e poi è anche bello parlare della Sicilia in modo positivo e raccontare anche le proprie località. Tu, Giorgio, Roccapalumba per te, dopo Alimena, chiaramente, non vorrei aggiungere altro. Chi ti conosce sa benissimo perché faccio questo riferimento.
Tu come a Roccapalumba hai veramente un pezzo di cuore lì, perché Io ci sono racconta esattamente la tua storia, la storia della tua famiglia. Io ci sono nato a Roccapalumba, ci ho vissuto fino a 8 anni, poi mio padre per motivi di lavoro decise di trasferirsi a Palermo, compriamo casa a Palermo, ma come dire, un pezzo del mio cuore è sempre a Roccapalumba per un semplice motivo: là ci sono ancora i miei zii, i miei cugini, ci sono anche interessi, e quindi in ogni caso cerco sempre di sapere cosa succede e cosa non succede. E peraltro ho sempre aiutato le amministrazioni comunali in certe faccende, così come per esempio quello che attualmente si vede alla stazione di Roccapalumba ha un padre tecnico e un padre politico. Intanto adesso ti blocco perché vorrei farti vedere quanto è bella questa immagine. Racconta un pezzo, non so adesso che periodo possa essere, presumo primavera, estate, insomma, perché come vedi non sono vestiti in modo molto pesante. Ecco, però racconta un po' quanta vita, quanta passione ci fosse, diciamo, ecco, nel presenziare l'impianto. Ovviamente, come giustamente tu facevi notare poco fa, i carri merci non mancavano mai, e come dire, Roccapalumba veramente ha rappresentato, ma lo è tutt'oggi per altri motivi, sempre ferroviari, come dire, ha rappresentato veramente il baricentro di tutto quello che andava praticamente verso Termini Imerese, verso Palermo, e quindi veniva portato fuori regione. Sì, la cosa che ti dovrebbe incuriosire di questo treno merci sono i carri cisterna. I carri cisterna che servivano per una particolarità, di rifornire i caselli ferroviari d'acqua. Giorgio, non posso dire tutto, sennò altrimenti l'ospite che cosa mi racconta? A sinistra si vede il muso di una 772, le littorine, che erano praticamente i mezzi che si utilizzavano fondamentalmente su quella linea, cioè i servizi che in gran parte venivano svolti dalle 772 e dalla 990. Io ne so qualche cosa perché quando scendevo da piccolino a Palermo, mio padre, per timore che la mia curiosità mi portasse ad allontanarmi, mi teneva bello stretto e mi raccontava tutti i mezzi che esistevano, e io, affascinato, guardavo soprattutto le locomotive a vapore, perché quel movimento così buffo, quegli stantuffi, mi incuriosiva, anche se mio padre temeva. Purtroppo, fortunatamente, il regalo di un trenino elettrico ha contribuito a tutto il resto. Stiamo parlando chiaramente, Giorgio, di un periodo, come dire così, un po' retro, perché dico, se vedo quanti capelli bianchi hai tu rispetto a quelli che ho io, come dire, io già ho 47 anni, quindi da te mi aspetto veramente un racconto di qualcosa di leggermente più indietro nel tempo. Certo, io sto dicendo che sei anziano, attenzione, non sto dicendo no, perché, per carità, ognuno di noi ha la propria età, ma non è assolutamente l'età anagrafica a fare la differenza. E ti posso dire una cosa, di quel trenino elettrico conservo i modellini, nonostante siano passati qualche cosa come oltre 50 anni. Diciamo che rappresenta per te qualcosa che va oltre. Certo, è un ricordo, un ricordo affettivo e particolare. Tu hai fatto anche alle tue spalle si vedono i ricordi di cui stai facendo cenno. Attenzione, hai delle bellissime fotografie dietro. Sono i miei genitori, così come c'è Maria, c'è mio zio, mio nipote, insomma, ci sono le persone più care. Immersi in libri ferroviari, perché i libri ferroviari a casa mia non mancano. Io non parlo, io non mi esprimo in questa cosa. Infatti mia moglie a volte ha il regalo facile, basta comprarmi un libro ferroviario e mi rende felice,
mi mette, come dire, a studiare. Assolutamente. Qual è il miglior regalo di fare veramente qualcosa che poi è Ma realmente guarda, gratuito? l'ultimo regalo che Maria mi ha fatto è stato veramente una chicca, perché da quel libro ho tratto tante di quelle informazioni e soprattutto mi ha portato a fare ulteriori ricerche e sai perfettamente che quando mi metto a fare ricerche sulla piattaforma non so dove inizio e non so dove Ma finisco. io so dove inizi, ma non so dove finisci, che questo è... Eh, praticamente mi sono scaricato in un sito legalmente e tutto quanto un'intera circa 35 anni di una rivista in cui ci sono fondamentalmente tante di quelle notizie che riguardano le ferrovie siciliane che non avrei mai immaginato di poterle trovare, però sono qualche cosa che veramente eh, ehm, apre prospettive che non sono solo quelle della cultura fino a se stesso, ma della cultura che serve alle nuove generazioni. Spesso noi dimentichiamo chi siamo e, e ci dimentichiamo di quello che eravamo, perché senza un background, si dice adesso, non possiamo essere niente, perché un albero ha delle radici, più forti sono le radici, più l'albero rimarrà all'impiedi e sentirà meno gli effetti del vento, della pioggia e tutto il resto. Ma come dire, un albero senza radici al primo soffio di vento vola via. Ecco. Assolutamente, Giorgio. Senti, parlando invece di quello che oggi è Roccapalumba, tu cosa mi sai dire? Io so tantissime cose su quello che oggi è Roccapalumba, ma vorrei che qualche piccolo accenno lo facessi. Allora, io di Roccapalumba me ne sono occupato fondamentalmente sulla velocizzazione della Palermo-Agrigento. Sulla Palermo-Agrigento sono stato il referente tecnico dell'amministrazione comunale, per cui tutto quello che Roccapalumba è oggi è una mia idea, è una mia, come dire, Roccapalumba nasce, quello che vediamo, nasce perché esisteva il progetto MAIF, cioè il Museo di Archeologia Industriale Ferroviaria. È il primo museo allocato nel fabbricato viaggiatore, nelle stanze dell'ex titolare, fondamentalmente erano una prima risposta a quel progetto. Poi tutte le vicissitudini che ci stanno dietro sarebbero troppo lunghe, ci vorrebbe un'altra trasmissione per raccontare. Assolutamente, assolutamente. Giorgio, io intanto... Sì, finisci che il tempo Però corre. la cosa strana è questa. Tu sai perfettamente il discorso del treno Palermo-Catania e non capisco come le ferrovie abbiano potuto realizzare una stazione all'avanguardia per certi versi che è la stazione di Roccapalumba, cioè un connubio tra dell'attuale stazione del connubio che esiste tra la vediamo. Allora, questa per esempio è l'unica colonna idraulica che sono riuscito a salvare. Ci sono messo di puntiglio, l'ho salvata, dando i disegni alla ditta costruttrice e andando a consigliare come spostarla e dove spostarla. Perché l'altra colonna idraulica, lato Palermo, venne distrutta durante i lavori della velocizzazione. Quindi questa è la stazione, diciamo, moderna che ha addirittura gli ascensori per gli handicappati e tutto quanto. Quindi è una stazione che doveva essere il nodo intermodale della Valle del Torto, o meglio, dell'Alta Valle del Torto, perché il progetto prevedeva anche la realizzazione del nodo intermodale a Cerda, Bassa Valle del Torto. Infatti, se qualcuno si ricorda, a Cerda c'è un parcheggio. Il parcheggio nasceva proprio per queste esigenze. E addirittura qualcuno all'epoca mi prese per pazzo quando proposi di mettere su un binario un ristorante e un'altra carrozza per fungere da bar. Bene, quella soluzione io l'ho vista
qualche anno fa a Flåm, in Norvegia, e chiamai Erasmo Muscarella, che era allora il responsabile della Bassa Valle del Torto, e dico: guarda, quella soluzione che avevo prospettato e che tu eri convinto, io l'ho vista realizzata, ma in Norvegia. Questo a volte, come dire, ci vuole tanta fantasia, ma anche tanta, come dire, pazzia per fare determinate cose. Spesso a me mi dicono che ho sulle ferrovie uno spirito pazzesco. Ma Bisogna nel essere senso, anche un po' sognatori, caro Giorgio, perché altrimenti, ma questo in generale nella vita. Fondamentalmente il progetto MAF anticipava i tempi di circa 20 anni. Bene, bene. Beh, tu sei una persona che viaggia tanto, oltre che studiare tanto, quindi... Comunque, tornando a quello che oggi è la stazione di Roccapalumba, chiaramente, come dicevamo all'inizio di questa nostra bella conversazione, oggi, come così, è il baricentro per la mobilità ferroviaria dei comuni di Alia, dei comuni di Roccapalumba e quindi anche di tutto l'Interland in questa realtà. Ogni giorno, per esempio, Roccapalumba vede, tra treni regionali e treni regionali veloci, vede praticamente la presenza di 14 coppie di treni, quindi verso Agrigento, verso Caltanissetta e chiaramente tipo verso Palermo, perché tutto il fulcro praticamente va verso Palermo. Principalmente insomma si spostano dei pendolari, perché da Roccapalumba a Palermo ci si arriva in circa poco meno di un'ora di viaggio. Quindi, come dire, il viaggio poi certo non è sempre così bello viaggiare, perché non è che la Sicilia ha sempre sole e bel tempo, ogni tanto capita qualche giornata pure un po' storta. Devi ricordarti una cosa, che i treni da e per Agrigento, da Agrigento verso Palermo sono subordinate a quelli che sono i ritardi del famoso treno Palermo-Catania. Quindi se il Palermo-Catania ritarda, tutti i treni subiscono chiaramente. Ma noi, siccome siamo positivi e vediamo sempre, vogliamo votare anche una volta sono stato accusato da un dirigente della regione di essere aggressivo per aver, come dire, tutelato Roccapalumba e soprattutto il bacino che afferente a Roccapalumba, dal fatto che il treno per Catania non ferma a Roccapalumba. Quando certamente un treno che ferma a Roccapalumba del Catania risolverebbe gran parte dei problemi di gente che dovrebbe andare a Catania e che per andare a Catania deve fare delle pazzie, o scendere a Termini Imerese o prendersi il locale, arrivando certamente con il ritardo, cioè impiega più tempo rispetto a chi parte da Palermo. Ci sarà tempo e modo anche per discutere di questa cosa prossimamente, anzi ti dico che stasera, come così, non ho voluto affrontare volutamente questo argomento e quindi mi andava di dare un segnale anche di, come così, di distensione anche sugli argomenti, perché spesso e volentieri, come sai, noi di Ferrovie Siciliane ci mettiamo in mezzo a delle situazioni molto molto complicate, anche soprattutto da risolvere. Quindi, come dire, l'argomentazione di Roccapalumba era anche quello di raccontare qualcosa anche di bello, che realmente è così, caro Giorgio, perché io ci sono stato più volte nella stazione e veramente mi fa piacere, anche se qualche volta c'è qualche piccola difficoltà, fa piacere vedere il grande parcheggio che è stato realizzato nel piazzale esterno, tutti gli stalli sistemati, la stazione è sempre molto pulita, e come dire, sì, si può sempre migliorare, però ecco, vedere gli ascensori, vedere che anche i nostri amici diversamente abili, come dire, possano fruire dell'impianto ferroviario e quindi anche del treno, quindi potersi spostare in modo autonomo, come dire, sono dei piccoli segni che ovviamente portano ad elevare gli standard di vivibilità dei territori. Però dobbiamo sempre considerare che può anche darsi che prossimamente, non so quando, di Roccapalumba non esisterà manco più la stazione, se va avanti quel progetto della galleria tra Sciara e la stazione di diramazione, cioè l'Arcana di diramazione. Ma io credo che sia qualcosa che già sia stato abbondantemente superato e non è assolutamente più in discussione. Non lo so, sai perfettamente che dico una cosa molto semplice. Un fiume nasce da un ramo, ma se non
sul fiume non contribuiscono gli affluenti, rimarrà sempre il ramo originario. Quindi creare una ferrovia che sia un collegamento punto punto o al più con una stazione intermedia, a cosa serve? Cioè significa togliere dal mercato, togliere dalla comunicazione un bacino che comunque usufruisce del servizio ferroviario e lo usufruisce non da pochi anni, ma da 145 anni. Quindi cosa significa? Che poi dobbiamo andare, chi di Roccapalumba deve andare al Mercato Bianco a prendere il treno? Ma non credo, Giorgio, non finirà così, assolutamente. Noi di Ferro Siciliani ci siamo già interessati, come sai, della Palermo-Catania, del raddoppio della Io Palermo-Catania. te lo dico Mi perché interessano anche di questa realtà, è un momento opportuno. Sicuramente Roccapalumba o Roccapalumba Alia, che dir si voglia, non farà la stessa fine di Lercara Bassa o di Lercara Alta, riferito comunque ad altre realtà, perché oggi quella realtà ferroviaria, se ci fosse stata ancora in funzione, probabilmente avrebbe dato un maggiore slancio economico a tutto quel territorio. No, io penso che noi siciliani o chi si occupa di ferrovia o i politici non hanno mai appreso bene quello che è stato le vicende della ferrovia a scartamento ridotto. Li hanno negli anni 50 dismesso con la prospettiva di strade, la prospettiva di migliori comunicazioni, ma in realtà paesi come Prizzi, Palazzo Adriano, Alessandro della Rocca, che ne so, di Santo Stefano di Quisquina, in fondo che cosa hanno ottenuto? Una strada che in certi punti riprende il vecchio tracciato ferroviario. Oggi mi chiedo, se l'Ercara Bassa avesse avuto la ferrovia a scartamento ridotto, o anche sarebbe stata una meta turistica per l'entroterra siciliano, sarebbe stato un valore Attenzione Giorgio, aggiunto. ti devo correggere, sarebbe stato in primis un'opportunità in più per la mobilità di quei territori Sì, e ma poi anche per l'eventuale turismo, dico attenzione. Perché dobbiamo tra, pensare prima ai nostri territori, caro Giorgio, e poi a tutto. Io tra, non ti tra, voglio tra, correggere tra su altre questo, cose so bene nessuno come la sa, penso su questo fronte. se nessuno sa, l'ho scritto in un articolo su una rivista di treni, che l'Ercara possedeva il primo servizio metropolitano che c'è stato in Sicilia, è uno dei pochi, perché tra l'Ercara Bassa e l'Ercara Città, o l'Ercara Alta, esistevano, se non ricordo male, 6 coppie di treni al giorno. Cioè significa che praticamente il paese era connesso alla ferrovia. Ma ovviamente i politici dell'epoca hanno voluto chiudere, motivi non lo sappiamo, e quasi quasi hanno dismesso tutto rapidamente, quasi come se fosse stato un errore. Quasi Diciamo come se... altri periodi storici, caro Giorgio, sono altri periodi Ma storici. guarda che i periodi storici ci sono i cicli e i ricicli. Fondamentalmente, se tu dovessi vedere le vicende delle concessioni, beh, guarda che non è cambiato chissà che cosa tra il 1860 e il 2020 o 2017 e 2018. Lo Stato è forte con i deboli, ma debole con i forti. Ti devo fare una domanda perché abbiamo gli ultimi 60 secondi. Dimmi. Da Palermo io posso raggiungere Roccapalumba direttamente con un treno diretto in circa 60 minuti. Da Messina invece dovrei scendere a Termini Imerese e poi raggiungere Roccapalumba con un treno proveniente proprio da Palermo. Ecco, arrivando a Roccapalumba, che chiaramente la stazione si trova proprio nella vallata tra i due paesi. Ma cos'è la cosa più bella? Cos'è la cosa più bella che posso trovare sia a Roccapalumba che ad Alia? Chiaramente oltre il museo di Giorgio Ristretto. A Roccapalumba ci sono delle diverse attrattive che sono la rete museale o museale comunale, c'è una rete museale di diversi musei. Io personalmente l'ho visitata.
Sì, c'è una rete museale, insomma, si riesce a stare una giornata a Roccapalumba. Non solo per i fichi d'India, questo è eccezionale. Quelli sono eh, grazie al lavoro dei coltivatori siamo riusciti, pluralis majestatis, a realizzare un prodotto che riesce a vendere e soprattutto una sagra che attira molto. Assolutamente. Quindi sono dei posti da visitare e da scoprire. Senti Giorgio, io ti devo interrompere perché siamo oltre il limite massimo. Ok, Ma Giovanni. chi ti volesse contattare, come ti può contattare? Beh, ci sono due pagine su Facebook, una è Giorgio Mistretta e l'altra è Ali Ferrata. Quindi facilmente basta lasciare un messaggio e nei tempi materiali rispondo. Possiamo metterci in contatto. Perfetto. Un'email invece? ali.ferrate@libero.it. Bene Giorgio, io intanto ti ringrazio per la disponibilità. Anche io ringrazio te per avermi dato la possibilità di parlare di Roccapalumba. Non succede da un po' di tempo, dall'ultima intervista che abbiamo fatto fonica. Speriamo di poter parlare più che di Roccapalumba delle ferrovie siciliane. Ci torneremo presto, Giorgio. E soprattutto cominciare a riconsiderare quello che è l'aspetto storico delle ferrovie siciliane, perché certo. mi sa tanto che non ci siamo, nel senso che molte persone non lo sanno cosa sono le ferrovie siciliane, e paragonarle alle altre ferrovie italiane lascia molto perplesso, perché c'è una sicilianità anche nelle ferrovie. Noi da 20 anni insieme a te, Giorgio, lo raccontiamo, quindi lo raccontiamo quasi quotidianamente. Io sono stato uno dei precursori. Si vede dei capelli bianchi, caro Giorgio, si vede. Ma guarda che io i capelli bianchi li avevo già a 20 anni. Per cui, tra le altre cose, stanno bene così come sono. Non ho mai voluto fare tinte e chi ha cercato di convincermi a farmi colorarli ha trovato una via d'uscita. Hai fatto bene. Io comunque l'intervista a cui tu facevi riferimento, quella che abbiamo fatto parecchi mesi fa, a chi la volesse riascoltare, dico che comunque è disponibile sul nostro canale YouTube, quindi l'importante è andare su YouTube e cercare Ferrovie Siciliane, quindi ci sono lì tutti i contenuti, tra cui anche questo a cui faceva riferimento Giorgio. Bene Giorgio, ti ringrazio nuovamente, ti saluto e ovviamente grazie a voi. A tutti gli amici che ci stanno ascoltando o ci ascolteranno poi chiaramente dopo, diciamo così, quando non saremo più in diretta, che potete continuare a seguirci su ferroviesiciliane.it. Chi volesse sostenerci trova ovviamente un link in descrizione anche sul canale YouTube, e quindi come dire, rinnovo a tutti quanti sempre un grazie per l'affetto che continuate a darci, siete in tantissimi a seguirci e quindi ci vediamo. Allora Giovanni, sì, vorrei farti vedere una cosa. Vai, che siamo fuori tempo massimo, Giorgio, non possiamo più stare collegati. La locomotiva devi prendere. Sì. Che ogni tanto faccio alzare mia moglie. Eccola qua. Questa è la famosa locomotiva che ha dato luogo a tante ricerche e a tanti studi. Esatto, Giorgio, mette davanti al tuo viso che si vede, così si vede meglio. Davanti al tuo viso, perfetto. Ecco qua. Quindi questo diciamo così, questo è un riferimento che per te ha un'importanza che va oltre il valore, diciamo, simbolico di questa locomotiva. Questa è la famosa locomotiva della Lima, di quel set che ancora oggi ho e da cui è nata la passione per le ferrovie, prima in miniatura e poi quelle reali. Esattamente. Giorgio, ti ringrazio nuovamente, ovviamente approfitto anche per salutare la persona che si trova alla tua destra. Grazie. Ancora e un saluto a tutti. Scusate se ci siamo un attimino dilungati un po' eccessivamente. Ciao a tutti. Ciao.